Al via ad Andria in Puglia la 2 giorni di incontri dedicati agli Stati Generali della Bellezza, giunta alla sua seconda edizione, organizzata da ALI, Associazioni Lega Autonomie Italiane, dedicata alla cultura e al turismo, confrontarsi sulle politiche di promozione culturale e turistica determinanti per la crescita e lo sviluppo del territorio, per scambiarsi le idee, proposte e esperienze quotidiane per affrontare le problematiche derivanti giorno dopo giorno e dare risposte verso un turismo sempre più sostenibile e green. Presenti all'evento anche il sindaco della nostra città Miccichè, in qualità di rappresentante della Capitale della Cultura 2025. Al termine è stata anche sottoscritta la Carta della Città della Bellezza, presenti appunto i sindaci di Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia e Agrigento. Eccoci all'ultima fase degli Stati Generali della Bellezza, che stamattina si aprono con un confronto tra le città che si sono candidate e che sono in corso d'opera per quanto riguarda la cultura, da Bergamo con il sindaco Giorgio Gori ad Agrigento con Franco Miccichè. Si passa il testimone più o meno da una città all'altra dell'Italia, quest'Italia che si unisce. Pesaro l'abbiamo ascoltato ieri, e questa città che si unisce in nome della cultura e della bellezza. Eh sì, grazie, io l'ho ringraziato per l'invito, naturalmente per me è importante essere qui, come diceva il sindaco Gori, è un passaggio di testimone, è un passaggio di cultura. Per me è importante anche essere qui perché voglio imparare, voglio apprendere. Noi saremo Capitale della Cultura 2025, già stiamo preparando, già abbiamo organizzato il nostro cantiere di lavoro. Che dire, stare qui tra di voi e portare anche l'esperienza agrigentina, perché è un'esperienza particolare che poi magari sul palco sentirete per come abbiamo organizzato il TOSTEP e come organizzeremo i nostri lavori. Grazie Giovanni. E nel frattempo Andria sta lavorando per candidarsi di qui a breve a essere anche capitale della cultura.